morte di una persona giovane e di una personalità pubblica ancor di più suscita sgomento, emozione, tradisce il senso di vuoto che ci opprime. In un periodo come questo la sensazione di straniamento e di quel vuoto è accentuata ancor di più ed è smisurata. In morte della presidente Jole Santelli, tutta la Calabria e tutta l'Italia, senza alcuna distinzione di appartenenza politica o ideale, stanno vivendo da stamattina questa terribile situazione. Si è andati a letto con le cifre di numeri spaventosi della pandemia che da mesi ci opprime e ci si è risvegliati senza la presidente, quella che da 8 mesi stava governando la Calabria, morta all'improvviso. Io ho la penna facile. Per me, le vecchie procura della Repubblica o alla Corte dei Conti partono veloci, perché io difendo i calabresi, prima di tutto. Un senso di stupore, di incredulità, le conferme richieste, nella vana speranza che non fosse vera quella notizia, finché non sono arrivate tutte le conferme. Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, si è spenta serenamente questa notte nella sua casa di Cosenza. Ha recitato in maniera sublime, nella sua voluta semplicità, il comunicato ufficiale di prima mattina della Regione. Perfetto. Dobbiamo dare un segnale di questa terra che ci dà tanto e che ci restituisce una cosa che credo che questo brutto momento, buio momento che ci ha regalato è riscoprire il valore delle piccole cose, anche di una passeggiata, del riscoprire la natura, del rivedere delle cose con occhi diversi. Jole Santelli ci lascia i suoi cari innanzitutto, la sua famiglia alla quale era profondamente legata, senza che nessuno si sia azzardato in questi momenti, in queste ore, a dire una sola parola di merito sul suo operato politico in questi 8 mesi, segnati dalla tragedia del Covid. Nemmeno su quei social, che nella loro insopportabile furia vendicativa e carica di odio, di livore e di invidia, l'avevano a volte pure derisa senza nemmeno conoscerla. Giusto che sia così. Ed aggiungo normale anche, finalmente, almeno per una volta, un senso di pietas, di dolore vero e condiviso, non di facciata, ma profondo, per una giovane donna che non ha mai nascosto nulla della sua situazione. Sta infatti pervadendo la regione da nord a sud, stordita da una notizia che l'ha tramortita, come un pugile suonato in un ring di box. Abbiamo avuto troppi uomini soli al comando, meglio una donna che sa fare il gioco di squadra. In Calabria si vince con noi, non si vince con Dio. Avviene tutto questo perché la morte è come un lavacro, dove tutto alla fine si cancella e si dimentica? Vogliamo pensare e crediamo che non sia così. Tanto dura e assolutamente inattesa è stata la notizia. Jole, alla fine un segno profondo, e che segno l'ha lasciato? Quello di una vera combattente, di una donna che non si piega, che non si arrende, che voleva vivere e che ce la stava facendo, trasmettendo la sua voglia di vivere, la sua semplicità e genuinità. Una bella sfida, vinta, ma soprattutto vinta fra i sorrisi della gente e vedere che negli occhi delle persone che c'è chi in questa Calabria crede. I calabresi, cara Presidente, ti ricorderanno. Eri una donna speciale. Riposa in pace. Apertura anomala, quanto doverosa, con una copertina che abbiamo ai noi dedicato a questo triste avvenimento che ha caratterizzato la vita della nostra regione, di tutti quanti i calabresi, ma che ha segnato una pagina importante anche in tutta quanta la politica italiana. Probabilmente per chi si sta sempre un po' lontani dai dolori, bisogna, e si fa probabilmente così come la polvere sotto il tappeto, rischia di accumularsi ma facciamo finta di non vederla, perché i dolori, le morti così strazianti, legati poi a queste patologie tumorali che non trovano poi grande riscontro dal punto di vista delle cure, continuano a lasciare dei vuoti enormi in tantissime famiglie. A questo giro è toccato ad una donna coraggiosa, così come l'hanno descritta tantissimi giornalisti da destra a sinistra, e testate amiche e testate opposte,
se parliamo di politica quella vera, di politica che può essere in accordo o in disaccordo con le idee e con l'agire di una persona, ma che non può fare a meno di considerare l'umanità che sta dietro ogni persona. Tanto è vero che uno degli interventi più accorati e belli che io voglio citare, al netto di questo primo servizio, di questa copertina, dalla penna di Attilio Sabato, direttore, chiedo scusa, di questa emittente con la regia sapiente di Luca Chito, vi abbiamo offerto, perché ci sono stati degli interventi importanti, come dicevo prima, anche da Marco da Milano, dall'Espresso, che l'ha ricordata incontrandola, visto che stessa età, coetaneo, quando muoveva i primi passi e quando l'ha incontrata nei suoi primi giorni in qualità di protagonista alla Camera e quindi a Roma. Questo è quello che è accaduto questa settimana, in una terra che già ha tantissimi problemi e che annaspa e che prova a riprendersi, anche perché poi ci sono tantissime problematiche, non ultima e per ultima, quella relativa ai dati di diffusione della pandemia. Ma abbiamo altri due servizi, le immediate prime reazioni dopo questa terribile notizia. Sfilano uno ad uno davanti l'abitazione di Via Piave a Cosenza per dare l'ultimo saluto alla presidente Jole Santelli. Davanti l'ingresso del palazzo che ospita la salma della governatrice della Calabria, un cordone di poliziotti e carabinieri che per far rispettare le normative anti-Covid hanno posto le transenne per permettere ingressi contingentati. La strada davanti la casa della Santelli è stata chiusa al traffico e la polizia municipale controlla ingresso ed uscita. Sui marciapiedi, dai balconi, la gente passa e guarda con un velo di tristezza verso il portone. Ad un certo punto la fioraia porta un fascio di rose bianche, l'avviciniamo per chiederle da parte di chi, non risponde, ma ci fa intendere che sono state commissionate da una personalità politica del nostro paese. Arrivano alla spicciolata i compagni di viaggio in questa breve ma intensa legislatura. Gallo, Tallini, Morrone, Caputo, l'amica Succurro, ognuno di loro ha un pensiero, un ricordo e con il cuore gonfio di emozione si fermano ai microfoni dei cronisti dedicando l'ultimo saluto a Jole. Inaspettata che ci ha atterrito completamente. Sono sconvolta. Jole è una cara amica e desidero ricordarla così. Perdonatemi. La Calabria ha perso una presidente di valore, la prima presidente donna, una persona che aveva tante idee e tanti progetti per la nostra terra. Quindi un dispiacere per tutti i calabresi, ma soprattutto abbiamo perso una persona, un'amica che aveva tanta voglia di vivere, tanta voglia di dare. Ha dato la vita per la Calabria perché a mio avviso lei, se avesse scelto di non fare il governatore, probabilmente avrebbe vissuto una vita più tranquilla e invece ha scelto questo sacrificio e ci lascia un grande patrimonio. Qualcuno di loro non se la sente di parlare. Il vicepresidente Spirlì si allontana a passo svelto, non rilascia nessuna dichiarazione, provato per la perdita di un'amica, viene confortato dall'abbraccio degli altri consiglieri. Amici e parenti si avvicendano all'interno del palazzo, non riescono a trattenere le lacrime, l'emozione si tocca con mano, prevale la tristezza, lo sconforto e i ricordi dei bei momenti trascorsi insieme. Era combattiva come la mamma, me la ricordava molto, per cui per me è un ricordo intimo. Stamattina i lavori della Camera sono iniziati così. Purtroppo è notizia di poco fa della scomparsa della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, che da tempo lottava contro una terribile malattia. La settimana prossima faremo qui in aula la commemorazione. Siccome questa notizia è arrivata proprio, come ho detto, pochi minuti fa, osserviamo un minuto di silenzio e poi la settimana prossima faremo una commemorazione, anche perché in questo momento sappiamo che siamo tutti molto scossi. Quindi la vicinanza di questa assemblea alla famiglia di Jole Santelli. Osserviamo un minuto di silenzio.
Un lungo applauso dopo il minuto di silenzio. Prima di diventare presidente della regione Calabria, Iole Santelli era stata deputata. La prima elezione alla Camera nel 2001. Nella sua carriera politica era stata sottosegretaria al Ministero della Giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi, nonché sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da maggio a dicembre del 2013 nel governo Letta. Il 26 gennaio scorso, poi, alla guida di una coalizione di centrodestra, era stata eletta presidente della regione Calabria, la prima donna a guidare la giunta regionale. Adesso la scomparsa di Santelli apre un vuoto normativo e politico in Calabria. Il dato importante è che era la prima donna a guidare la nostra regione e io ritengo da sempre che la forza delle donne, soprattutto nell'amministrare, perché ce l'hanno dentro da un punto di vista genetico, da un punto di vista dell'esperienza che è innata con loro stesse. Si parte dalle famiglie, ma poi si ha una grande capacità di mediare, di parlare, di saper far squadra. Questo è importante, lo abbiamo ascoltato le sue parole, ma lo abbiamo ascoltato da parte degli oppositori prima e dei compagni che ha avuto nella sua carriera politica che per l'appunto è cominciata da giovanissima e che poi l'ha portata a ricoprire dei ruoli molto importanti. Quindi al netto di quelle che possono essere le posizioni politiche c'è stata una grande partecipazione a questa scomparsa, a questo lutto che diventa un lutto non soltanto dei calabresi ma di tantissime persone che avendola conosciuta, avendo collaborato e lavorato con lei, hanno detto delle cose bellissime che sentirete anche nei prossimi servizi, perché ci sono per l'appunto altri 2 servizi che parlano della giornata successiva, immediatamente dopo alla scomparsa. Applauso accompagna l'uscita del feretro dalla casa che l'ha vista crescere in via Piave a Cosenza. È l'ultima volta che Iole Santelli varcherà quel portone. A salutarla in quest'ultimo tragitto che dalla sua abitazione incrocia la chiesa di San Nicola, oltre ai parenti e agli amici c'era tutto il quartiere a scortarla, i vicini di casa, i negozianti, il barista e tutta la gente che la stimava, la ammirava per quella forza e la caparbietà che ha dimostrato affrontando la politica e la malattia, che sono prerogativa delle donne coriacee. Le rose rosse e i fiori colorati come segno di un rapporto d'affetto indelebile, testimonianza di vicinanza profonda e di condivisione. Eccoli gli amici di Iole, e non solo, venuti da ogni parte della Calabria e d'Italia per dirle ciao. Il feretro della Presidente si muove attraversando 2 ali di folla e prosegue lungo quel percorso che lei conosceva assai bene. In attesa del corteo funebre i colleghi della Giunta si consolano a vicenda. Abbracci, lacrime, la commozione si tocca con mano. In cima alle scale davanti l'ingresso della chiesa ad attendere l'amica, oltre al parroco, c'è il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto. I 2 hanno vissuto gomito a gomito per tanto tempo, condividendo gioie e dolori nel lungo processo amministrativo che ha visto Iole svolgere il ruolo di vice sindaco. Adesso sono gli assessori regionali, quelli che avrebbero dovuto essere i compagni di viaggio della nuova avventura, a caricarsi sulle spalle la sua eredità. L'ingresso nella navata centrale della chiesa, nel silenzio della preghiera, fra le lacrime e il ricordo. Eterna la tua memoria, sorella nostra indimenticabile e degna della beatitudine. Cosenza saluta per l'ultima volta Iole Santelli, primo governatore donna della Calabria. Nella chiesa di San Nicola i funerali, concelebrati dal vescovo Nolè, dal vescovo emerito Nunnari e dall'eparca di Lungro, Monsignor Donato Oliverio. Accanto ai familiari della Santelli, esponenti della politica regionale e nazionale.
Nonostante il momento difficile, il Premier Conte è arrivato da Bruxelles, segno concreto, tangibile della sua vicinanza alla famiglia di Jole Santelli e a questa terra. Agli occhi lucidi e visibilmente provato il Presidente del Consiglio. Siede in prima fila, a breve distanza siedono il Ministro dell'Interno Lamorgese, il Presidente del Senato Maria Elena Casellati e il Vicepresidente della Camera Ettore Rosato. C'è dolore sincero, tangibile per la perdita di una donna delle istituzioni che ha lavorato con determinazione e passione per questa terra. Oggi è un momento di dolore e sconforto per la perdita di una persona cara, afferma Monsignor Nolè nella sua omelia. In questo giorno di lutto e di silenzio, guardando la sua brillante personalità, vogliamo comunque chiederci cosa ci lascia Jole come testamento e testimonianza di cui farne tesoro. Jole ci lascia la dignità, la delicatezza e la riservatezza nella gestione della sua vita personale e pubblica, non cedendo alle provocazioni a cui il mondo attuale ci sottopone, continua il presule. Ci lascia il coraggio con cui ha affrontato la malattia, non facendola pesare sul lavoro amministrativo e sulla sua azione politica. La messa si conclude con un ultimo intervento di Monsignor Nolè. La Jole ha fatto già un miracolo. Ha radunato qui tanti rappresentanti delle istituzioni, Presidente del Senato, che ringraziamo, Presidente del Consiglio, Ministro degli Interni, vedo anche un altro Ministro, Sottosegretario. Forse è una delle poche volte in cui tante autorità sono presenti. Noi sappiamo bene che siete venuti per rendere omaggio a lei, ma vogliamo dire anche grazie e che sia un incoraggiamento affinché la vostra presenza sia una presenza di speranza, di sostegno, una presenza che ci dia coraggio, conforto, vicinanza. Abbiamo bisogno. Dice Papa Francesco, se non c'è un patto educativo tra le istituzioni, la scuola, i genitori, la Chiesa, non si va da nessuna parte. Un lungo applauso accompagna poi l'uscita del feretro dalla chiesa. Il Premier Conte si ferma davanti alla bara per un ultimo saluto. All'esterno tanta gente, una folla commossa che ha voluto salutare per l'ultima volta la governatrice Santelli. Quanto poi siamo in grado di imparare, di apprendere, di cambiare pagina, di voltare pagina rispetto ai fatti che la storia stessa ci restituisce. Quindi questa morte, questa assenza improvvisa, nonostante la malattia, ma che è arrivata così violenta e si è abbattuta su tutta quanta la nostra regione, su tutti quanti noi calabresi, cosa ci lascerà? Probabilmente, e sarebbe giusto nelle riflessioni di chi sta già pensando a un dopo, perché è così, la morte arriva, strappa tutto quello che può, ma la vita poi continua. E noi ci auguriamo invece il messaggio lasciato dalla Santelli possa essere recuperato, la presenza delle donne importante, la presenza delle donne alla guida dei posti importanti di questa regione, ma soprattutto il fatto che bisogna concordare, stare più possibile vicini dall'una e dall'altra parte per cercare di risollevare le sorti di questa terra, e questo è quello che ci auguriamo. Voltiamo pagina e passiamo a quello che drammaticamente risulta essere l'argomento quotidiano della nostra informazione, perché purtroppo i numeri salgono e crescono i contagi e focolai in tutta la regione. Parliamo del Covid-19. Si estende a macchia di leopardo il contagio da coronavirus in Calabria. Oltre ai focolai numericamente più importanti presenti nell'area del Reggino, numerosi casi sono emersi in diversi comuni del territorio regionale. Sono 13 i ricoveri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Cosenza. L'incremento avvenuto nelle ultime ore è ancora più che gestibile dal punto di vista degli spazi dedicati al Covid-19 nel nosocomio Bruzio, ma è un segnale di quanto il virus, in proporzione all'aumento dei casi, possa creare problemi in alcuni soggetti fino a rendere necessario il ricovero. In base a quanto riferito nei giorni scorsi, sono 60 in totale i posti di rianimazione disponibili sul territorio regionale. 2 le zone rosse istituite dalla Regione, Santa Eufemia d'Aspromonte nel Reggino e Torre di Ruggero nel Catanzarese.
E quindi ci sono tante altre situazioni, perché dal bollettino ultimo e dai dati che stiamo continuando a ricevere, le situazioni, i campanelli d'allarme che stanno squillando sono veramente numerosissimi e crescono i contagi nel Reggino a maggior ragione, ma con le situazioni che sappiamo di Sant'Eufemio d'Aspromonte, di Sinopoli, ma anche di Rosarno, legato tutta ad una situazione che probabilmente andava gestita per tempo e in tempo, anche perché, per esempio, dall'ospedale metropolitano di Reggio Calabria riceviamo notizie sull'affollamento già dei posti, perché ci sono, se non sbaglio, un numero superiore alle 20 persone più uno in terapia intensiva che già sono in ospedale. Dobbiamo guardare anche a questo, a quali sono le strutture che sono in grado di ospitarci, e a maggior ragione dobbiamo utilizzare tutti o gli unici ausili che sono necessari a noi per evitare il diffondersi di questa terribile malattia. Vediamo quello che sapremo ridimostrare di nuovo, perché probabilmente alla prima chiusura, alla prima tornata di lockdown, la Calabria e i territori calabresi hanno reagito benissimo. Dopodiché probabilmente c'è stato, consentitemi il termine poco consueto, lo sbracamento estivo che poi ha portato alla ripresa e quindi all'arrivo dell'autunno, quello che stiamo contando e quello che stiamo vedendo con i nostri occhi. A proposito di Covid, e a proposito in generale dello stato di salute, c'è stato un intervento importante da parte del consigliere del Ministro della Salute rispetto all'emergenza Covid. Si chiama Walter Ricciardi. Sentite cosa dice della nostra regione. Uno che nasca in Campania, in Sicilia, in Calabria, ha un'aspettativa di vita rispetto a un marchigiano di 3 anni inferiore. Sono valutazioni che Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute per l'emergenza Covid-19, hanno scatenato polemiche confermate dai risultati dell'edizione 2020 del progetto Le Performance Regionali del Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, basato sulle valutazioni di 93 esperti rappresentati da istituzioni, cittadini, aziende e professionisti in merito a 5 criteri: equità, esiti delle curve, appropriatezza, innovazione e finanziamento, che mettono la Calabria in coda alla classifica delle regioni in cui i cittadini possono godere di maggiori opportunità di vedere tutelata la propria salute. La provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano, oltre all'Emilia Romagna, registrano un punteggio fra il 61% e il 71% del massimo ottenibile, ovvero 100. Altre 10 regioni hanno performance relativamente elevate, con punteggi compresi fra il 53 e il 58% del livello ottimale, come Toscana, Veneto, Marche, Umbria, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sardegna e Piemonte. Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Campania si attestano nel range 46-52%, seguite dalla Calabria, ultima con un livello di performance pari al 33%. Un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, dettata probabilmente anche dal fatto che l'emergenza Covid ha mostrato i danni provocati dal sottofinanziamento della sanità. Fosse solo per l'emergenza Covid. Non vale nemmeno la pena di dire che piove sul bagnato, perché sarebbe superfluo. Noi siamo coscienti perfettamente, ma lo è la politica, sia quella regionale che nazionale, di quella che è la spesa per l'emigrazione sanitaria, di come siamo costretti nel quotidiano a dover emigrare per curarci. Per cui ci auguriamo che a chi di competenza, partendo dal governo, che questa sanità regionale, la commissariata, che stiamo vedendo che non ha prodotto quei risultati sperati, perché addirittura il debito prodotto sta aumentando e soprattutto non migliora la qualità dei servizi, cosa che invece andrebbe immediatamente risolta, invertendo la tendenza e cominciando a capire come e da chi deve essere amministrata questa nostra sanità, con tanti ottimi professionisti che sono per l'appunto calabresi, che sarebbero in grado di gestire strutture atte per l'appunto alla difesa dei territori dal punto di vista sanitario. Siamo giunti al termine di questo numero di 7, ovviamente vi diamo appuntamento la prossima settimana. Vi raccomandiamo e vi invitiamo anzi a restare sintonizzati su quello che è il 10, il canale 10 del digitale terrestre. Questa è TEN, 24 ore al giorno. Vi proponiamo dentro le vostre case la nostra informazione. Alla prossima!